Finalmente ad Agrigento, in località Timba dei Palombi, è stato realizzato il nuovo depuratore della fascia costiera agrigentina e di Favara, che risolverà per gran parte i problemi del nostro mare, in particolare la parte relativa all'inquinamento proveniente dalla foce del fiume Naro. A comunicarlo in un suo comunicato l'associazione ambientalista Mare Amico di Agrigento, che afferma: purtroppo questa fondamentale infrastruttura non può andare in esercizio perché manca l'elettricità. Se mi sembrerà una bufala, ma è proprio così. Questo è un fatto assurdo, afferma l'associazione ambientalista. L'Enel, nonostante le varie e reiterate richieste da parte della direzione dei lavori e dell'ATI idrico, non ha ancora predisposto e quindi non ha realizzato la linea dedicata per alimentare le cabine dell'energia elettrica in modo tale da consentire di mettere in esercizio questo nuovo depuratore. L'associazione Mare Amico comunica che ha inviato una lettera a Sua Eccellenza il Prefetto di Agrigento Caccamo al fine di risolvere questa vicenda che dopo diversi anni di attesa ci priva di un necessario impianto di depurazione nella nostra città. Questo alle mie spalle è il nuovo depuratore di Agrigento, della fascia costiera e del comune di Favara. Depurerà le fognature per ben 60.000 abitanti. Tutto è pronto, finalmente, dopo tanto tempo lo abbiamo avuto, ma non può essere messo in esercizio poiché manca la corrente elettrica, nonostante il cantiere abbia chiesto da circa 2 anni l'allacciamento dell'energia. Abbiamo fatto per questo motivo, abbiamo sollecitato il prefetto di Agrigento affinché si faccia promotore di una conferenza dei servizi affinché si possa concludere questo cantiere e attivare l'opera fondamentale per Agrigento e per il nostro mare.